Una rivoluzione del turismo che parte dai territori e questo è lo slogan con cui Portale Sardegna, prima società nuorese quotata in borsa, ha presentato il nuovo progetto imprenditoriale turistico. Si tratta dell'iniziativa Portale Sardegna Point, in cui opereranno 30 local expert, imprenditori che conoscono profondamente il territorio, che opereranno in tutta la Sardegna per dare supporto ai proprietari di appartamenti e alle aziende artigianali, al fine di offrire ai visitatori l'opportunità di conoscere le ricchezze ambientali, culturali ed enogastronomiche dell'isola. Il portale Sardegna Point avranno degli uffici fisici in cui i turisti potranno recarsi per ricevere assistenza e supporto nel loro soggiorno nelle diverse località della Sardegna. Il progetto è stato presentato stamattina a Nuoro da Massimiliano Cossu, CEO della società, nel corso di un evento ospitato nell'auditorium della Biblioteca Assatta. Massimiliano Cosu, CEO di Portale Sardegna, oggi la presentazione qui a Nuoro dei 30 Portale Sardegna Point. Quale sarà la funzione di questi punti di riferimento fisici dell'azienda nuorese, della prima azienda nuorese quotata in borsa? La funzione è molto rilevante, fondamentale, cambierà un po' quello che è la storia della nostra azienda, perché da società online ci stiamo radicando nel territorio, abbiamo capito che per allungare realmente la stagione dobbiamo mappare quelli che sono gli attrattori più peculiari dell'isola e così come noi nei confronti degli altri operatori generalisti, chiamiamoli così, Booking.com o portali simili, siamo gli specialisti della Sardegna, abbiamo bisogno dello specialista dei vari territori. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire questi punti insieme ad altri 30 imprenditori su tutta l'isola che per una volta hanno condiviso le nostre strategie e si lavora sotto un unico brand per creare appunto quelle economie di scala fondamentali per mettere la Sardegna in scaffali importanti e quindi fare in modo che il turismo finalmente decolli.